Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Stasera qui negli studi di Radio International abbiamo il sindaco di Portoviro, Mario Vigile. Sì, meglio ripeterlo così. Mario Vigile, perché nella memoria collettiva dei portoviresi è Mario Vigile. Esatto. Vero? E quindi ho sbaragliato tutta la serie di questioni. Mario Mantovan, Mario non si sa, Mario Vigile. Questo perché è nella memoria collettiva. No, non è un'offesa, è una cosa che mi hanno chiamato per 40 anni, quindi... sei stato anche nella mia memoria per una vita, perché dopo tanti anni di comandante... diverse persone mi hanno mostrato che nella loro rubrica telefonica sono ancora salvato come Mario Vigile. Quindi, dico apposta, sì. Memoria collettiva. Oggi, al di là insomma di questa battuta di benvenuto al nostro sindaco di Portoviro, purtroppo dobbiamo iniziare con una triste notizia, perché è venuto a mancare un pilastro portante dell'economia di Portoviro, vero Mario? Esatto. Ovvero Primo Nuvoletto, che aveva 74 anni. Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori. È vero, è stata una triste notizia quella di ieri, appunto, dove sapevamo tutti che Nuvoletto stava combattendo con una brutta malattia. Il fatto che sia morto, tutti i cuori di Portoviro si sono veramente infranti. È una persona che tutti noi conoscevamo, soprattutto sia per la bellissima impresa che ha sulla Romea, la commerciale Ferramenta, che tutti la conoscono, ma soprattutto per il suo impegno nel sociale. Veramente è stata una persona che era uno che contribuiva a tutte le associazioni sportive, ma tantissime nel sociale, potrei dire dei nomi ma non è giusto, ma non è che poi non era il tipo che si vantava di aver dato soldi a robe varie, lo faceva in silenzio. Certo, lui era parte del tessuto sociale, esatto, diciamo, quindi, e per tanti anni senza mai darsi, come hai detto te, aria o comunque di pretendere, anche la stessa notizia sul giornale, per dire, di citare come sponsor, non ha mai preteso una cosa di questo tipo. Esatto, dava solo per dare qualcosa alla comunità, almeno io l'ho sempre sentito così, e veramente primo lo si conosceva da anni, e è stata veramente una grossa mancanza. Penso che ne risentiremo tutti. Io spero, conoscendo anche i due figli, che l'impresa non abbia, che sia sempre in salita questa impresa qua. Sono due fratelli che lavorano fianco a fianco da anni ormai. Sì, infatti. Suo papà sì, ma era sempre in azienda fino a, non penso l'ultimo giorno, ma quasi, e quindi l'azienda andrà avanti sicuramente, perché penso che sia una delle più grosse aziende del nostro tessuto commerciale e industriale di Portoviro. Io l'ho sempre visto la parte saggia dell'attività, no? Nel senso, al di là dell'effervescenza di Veronica, del fratello, no? Che insomma conosciamo bene tutti, anche loro parte integrante del tessuto sociale di Portoviro, ma lui era quello che decisione finale, no? Che metteva, perché conosceva bene le persone da tanti anni, quindi aveva altri motivi per, diciamo, decidere in una maniera o nell'altra, e comunque era sempre disponibile, dava sempre qualcosa a chi chiedeva. E anche posso solo ricordare il Tullio Serafin di Cavazza, proprio qua, che l'abbiamo sentito nella nostra chiesa parrocchiale di Donada, è stato completamente offerto da lui, quindi era anni ormai che lo offriva, ma senza grosse pubblicità, veramente lo faceva con un spirito di donazione che penso sia unico, perché di solito io ne conosco di titolari di imprese. Anch'io, che pretendono nel vero senso della parola. Esatto, lui era tutt'altro, insomma. Lo faceva perché se lo sentiva, e punto e basta. Ho sentito anche altri che dicono appunto di questo, che venite pure a trovarmi, chiedetemi, se per il sociale, se per la comunità, io ci sono. Questo è davvero un dato di fatto che lo contraddistingueva, e se l'è sempre portato avanti per tutti questi anni. Faceva parte di lui era così. Credo anche una persona in via di estinzione, se mi concedi, Mario. È una generazione che ormai ce ne sono pochi. Non è bello dire, perché insomma anch'io ormai no, questo non siamo c'è poca differenza tra la mia e la sua, quindi però insomma penso che anche i figli e tutte le altre, le persone sono tante, quindi
Portoviro è piena di brave persone. Io penso che ce ne saranno sempre, continueranno a dare per far crescere la nostra comunità, perché certo, senza... Sì, quindi le ultime notizie dicono che i funerali saranno sabato 24 alle ore 10:30 nella chiesa di San Bartolomeo, ovvero quella vicino ai Carabinieri. Esatto, la parrocchia sua, insomma. Certo. Cambiando discorso, arriviamo a quella che è la politica. Noi ti attendevamo da mo', Mario, perché l'ultima intervista che abbiamo fatto l'abbiamo fatto prima delle elezioni. Poi per tutta una serie di cose, soprattutto anche politiche, perché ci sono state le altre elezioni, esatto, regionali e quant'altro, altre insomma situazioni tali per cui insomma abbiamo fatto slittare questa intervista. Questa intervista per far conoscere ai cittadini di Portoviro, e non solo, perché comunque è una bella cittadina Portoviro e tante persone da altri comuni vengono a Portoviro, quindi per servizi e quant'altro. Mario, quindi la domanda sorge spontanea: quali sono le priorità, quali sono le cose su cui state lavorando e quali sono quindi gli obiettivi del 2026 per l'amministrazione di Portoviro? Perfetto, mi è piaciuto la tua parola che dice tante persone vengono a Portoviro. Pensa che con quella pista di ghiaccio che avevamo durante le festività di Natale c'era gente da Padova che è venuta a patinare sulla nostra piazza Repubblica, quindi è una grande sorpresa. Quindi Portoviro è ben conosciuta. Ho trovato un sindaco del medio paese e mi ha detto io vengo spesso a Portoviro perché voi avete tante idee e vengo a copiarvi, e quindi siamo stati pionieri nella fusione dei due comuni. Purtroppo pochi altri comuni ci hanno seguito, però vogliamo essere sempre i primi noi, speriamo. Abbiamo anche qualche altra idea di fusione, ma comunque è presto per parlarne. Abbiamo il 2026 che è appena iniziato. Esatto. Abbiamo quella spada di Damocle che spero che cada quanto prima, ma non sulla mia testa, ma nemmeno sulla testa di qualcun altro, ma che cada per terra senza rimbalzare, che è il 29 gennaio, che è il Consiglio di Stato. Spero che la sentenza del TAR era stata chiarissima, spero che il Consiglio di Stato rigetti il ricorso che hanno fatto. Ma ci parliamo per far capire ai nostri ascoltatori. Sì, perché non diamo per scontato che tutti sappiano. Esatto, praticamente dopo il TAR, e quindi dopo il TAR l'ultimo grado, no? In questo caso il Consiglio di Stato, su quello che era stato, diciamo, non protesta. Ricorso sui 7 voti, perché io sono stato eletto per 7 voti, e ci sono state questi 7 voti, che ci sono più 3 schede contestate e non annullate, né assegnate a me né assegnate a loro, dove c'era scritto appunto o Mario Vigili o Tor, non so, comunque erano state contestate queste, e naturalmente era chiara la sentenza del TAR che diceva se anche queste 3 schede fossero state assegnate alla lista avversaria, la differenza sarebbe sceso a 4. La matematica è quella, e quindi il risultato non sarebbe cambiato. Comunque loro hanno voluto andare al Consiglio di Stato, io per carità. L'unica cosa è l'onere finanziario che anch'io personalmente ho dovuto pagare l'avvocato. Il comune ha pagato prima 14.000 euro per il TAR, adesso ha impegnato altri 12.600 per il Consiglio di Stato. Per carità, sono soldi del comune, però sono soldi della comunità. I miei, insieme ai miei assessori, ce li paghiamo noi, però ritengo sì, perché il ricorso è stato fatto anche a voi come persone, come cittadine, esatto. Al di là, quindi sia nel vostro ruolo con l'elezione e sia proprio come persone. Di conseguenza come assurdo poi più avvocati ha denunciato anche la prefettura, e quindi ci sarà l'avvocatura di Stato che il Consiglio di Stato che è il 29 gennaio difenderà appunto la prefettura, perché lui ha denunciato tutti, insomma, vabbè, ci sta, è un suo diritto. Io sono fiducioso nella giustizia amministrativa e quindi aspetto con calma e tranquillità la sentenza che arriverà, non so se arriverà il 29 ma o nei giorni successivi. Certo. Torniamo sulla questione dei cittadini. Le priorità dell'amministrazione di Portoviro per il futuro della città di Portoviro. Allora, il problema più grosso, come sapete, è il nostro stabilimento natatorio, come lo chiamo, la piscina. Purtroppo ha avuto anche la disgrazia che a novembre sia incendiata o l'hanno incendiata, questo non lo so dire. La parte quella a ovest, la SPA, però
faceva parte anche di una parte della piscina. Noi abbiamo dato incarico a 2 ditte adesso di fare un PEF, si chiama, un piano economico finanziario, per vedere se nel caso troviamo dei contributi per portarla a termine, se la piscina una volta installata, una volta funzionante, sia economicamente sufficiente, cioè non che noi comune dobbiamo anche finanziare la società che dovrà gestire la piscina. Questo dato ancora non ce l'abbiamo. È logico che se viene fuori da un piano economico finanziario che la spesa dei cittadini per farla funzionare è elevata, non staremo a cercare neanche i contributi. Se invece economicamente i contributi, già abbiamo chiesto 2,5 milioni, se ti ricordi, in un consiglio comunale. Sì. Se arrivano i 2,5 milioni, io ti dico, se i PEF sono ragionevoli, io la porterò a termine, perché penso che Portoviro sia un orgoglio avere la piscina del Delta, e quindi era molto, molto bella, e penso che sia una cosa che a me piacerebbe tanto farla funzionare. Tutto sta a avere i soldi e che sia economicamente autosostenibile, questo sì. Una volta risolto la piscina, io penso che avrò tutti in discesa per tutta la legislatura, perché abbiamo la città dello sport che ormai il 31 marzo sarà terminata. Speriamo, stiamo preparando l'amministrazione di interesse per chi vorrà gestirla, e quindi perché una volta terminata la dobbiamo subito assegnare a una società, non la possiamo sicuramente lasciarla lì, perché sai benissimo che ormai se tu lasci un'opera incompiuta per un mese non la trovi più. C'è una vandalizzazione che è una cosa tremenda, ne abbiamo avuto prova infatti tante altre volte. Una volta terminata la città dello sport, e questa abbiamo l'altra opera che ci sta impegnando, è l'asilo nido, quindi anche quella sta lavorando, entro giugno dovrebbe essere terminata, arriveranno gli arredi, e a settembre sì, entro giugno a settembre quindi entrerà in funzione con 66 bambini. Speriamo che quella che sia sicuramente una gran opera. Le famiglie giovani che abbiamo a Portoviro, che entrambi i genitori lavorano, ci chiedono appunto l'asilo nido. Speriamo che tutto proceda liscio, e quindi a settembre avremo l'asilo pieno con 66 bambini. Un servizio importante alle famiglie. Servizio importantissimo, direi. Dopo, l'altro grosso problema sono le strade. Le strade dobbiamo asfaltarle. Adesso stiamo cercando bandi per poter asfaltare. L'unica nota positiva è che a febbraio asfalteremo 3-4 strade con un po' di soldi che abbiamo, e con resoconto con una ditta che a compensazione dovrebbe asfaltarsi, quindi avremo le strade. Allora, ce ne sono tante da asfaltare. Avete già individuato? Sì, abbiamo individuato delle priorità, e quindi entro febbraio saranno asfaltate, quindi solleveremo qualche cittadino dalle imprecazioni che mi arrivano, anche se non le sento, ma mi arrivano, perché fischiano le orecchie, perché insomma anch'io giro per strada, e quando trovi una buca dico, ma insomma no, ti viene rabbia sicuramente, quindi certo. È giusto che il comune proceda a mettere in sicurezza tutte le strade, quindi qualsiasi cosa che si faccia c'è una priorità, arriveremo a tutti pian piano. Se ci sono soldi, i soldi vanno destinati alle strade. Sai anche quel fatto che ho scoperto per merito del mio cane, poi tra l'altro. A proposito di Thor. Per merito del mio cane, che tu sai benissimo che giro la mattina presto, e dopo una notte ventosa giravamo per via Camarina, la strada e c'erano i rami di pioppi caduti sulla carreggiata. Sì, ho visto. Naturalmente ci fermiamo, io e Thor, spostiamo i rami. Esce un cittadino e dice: ma sindaco, ma anni e anni che questo terreno è incolto, nessuno lo tratta, c'è sempre erba alta, ci sono questi pioppi che sono pericolosi, potrebbero cadere sulla strada. Diffida il proprietario, digli che mi mette in sicurezza. Guarda, vado in comune e mi accerto di chi è. La sorpresa più grande è che il proprietario era il comune di Portoviro. Ecco. Questo, e nessuno lo sapeva. 4.500 metri di terreno, di cui 3.000 edificabili, di proprietà del comune.
Ma non sarebbe meglio che rimanesse Pineta, no? Sto dicendo... È lì a Rente, è lì vicino la Pineta, dai, non hai bisogno... No, chiedo. Sai, è l'entrata del quartiere. Il quartiere Fornaci si sta rinnovando, poi adesso abbiamo anche l'asilo nido, abbiamo un palazzo municipale che è stato, adesso è il municipio di Tonada che è stato il Fornaci. C'è un quartiere che sta vivendo, ci sono tante giovani famiglie. Se andiamo a incrementare la parte edilizia, per carità, se ci sarà un costruttore edile che vorrà investire una bella casa a schiera, 5-6 famiglie giovani, sperando che aumenta il quartiere, sicuramente darà lustro al quartiere, insomma, dopo, se no resta lì, insomma, per carità, andremo a tagliare noi l'erba, perché visto che è nostra, taglieremo l'erba e la metteremo in condizioni igienico-sanitarie compatibili con... In sicurezza anche per la viabilità della strada, intendo. Sicuramente. Ma parliamo di servizi. Proprio qualche giorno fa, no, conferenza stampa, si parlava dei servizi della welfare care, corretto, no? Il nome. Sì. E è previsto il prossimo 5 febbraio ed è riservato a tutti i residenti di Portoviro. Diciamo ai nostri radioascoltatori, intendendo residenti di Portoviro, che possono approfittare, diciamo, di questa campagna di prevenzione contro il tumore al seno e al tumore alla prostata, e Portoviro è pioniere su questo tipo di iniziativa, no? Il 5 febbraio sarà la mattina. Esatto, queste sono belle iniziative che sono da cogliere. Naturalmente tu dici ai residenti di Portoviro, non penso se viene uno da Cavazzere, perché bisogna prenotare online. Sì, il problema è che sono le ditte di Portoviro che finanziano, il comune ha un costo zero su questa attività. La ditta è andata in giro per le aziende del comune a farsi autofinanziare, e quindi io devo solo ringraziare quelle ditte locali che hanno versato dei soldi a questa società qua. Il giorno 5 febbraio visiteranno, mi sembra, 40 donne e una trentina di uomini. Sì, la mattina le donne e il pomeriggio gli uomini. Sono sempre pochi, però la visita è gratis, e sapete benissimo come è messa la sanità, che ci vogliono giorni per un appuntamento. Sì, è un modo che la sanità, inteso il servizio sanitario, va incontro ai cittadini in questo senso. Invitiamo tutti a prenotarsi online, perché non è che venite lì in piazza e basta. Purtroppo non funziona così. Esatto. Ormai le prenotazioni dopo il Covid purtroppo è cambiato il mondo, quindi anche all'anagrafe, a qualsiasi altro ufficio ormai bisogna prenotarsi, perché sennò si fanno file enormi. Quindi... Sì, vedi anche per la carta d'identità elettronica, no? Ricordiamo ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che dal 3 di agosto non sarà più possibile girare con la carta d'identità, quella cartacea. Esatto. Per tutta Italia, non è solo per Portoviro, che sia chiaro. Quindi da qui ad agosto chiaramente c'è tutto il tempo per rivolgersi agli uffici anagrafe. Sì, esatto, di tutti i comuni, perché riguarda, ripeto, tutti gli italiani questa cosa. Esatto. Io quando scendo dalle scale vedo 10 persone, 7-8 persone davanti all'ufficio anagrafe, sto male, perché effettivamente la gente viene lì, pensa di essere servita come una volta, che era molto più celere. Adesso abbiamo una carenza d'organico. A febbraio faremo un concorso per assumere 2 persone che andranno all'anagrafe, e quindi ci sarà molta agevolazione. Io invito tutti a prenotare, onde evitare file enormi, certo. Aspettare anche, mi dicono, anche 2 ore per una carta d'identità, perché c'è la prenotazione e fanno le urgenze tra una prenotazione e l'altra. Però se prenotate, arrivate, entrate di diritto, e sarebbe sempre una bella cosa. Prenotare sarebbe sempre meglio. Certo. È vero, l'ho fatto anch'io, non ho aspettato tanto, devo essere sincero. Adesso mi sembra che sia 15-20 giorni l'attesa, quindi non penso, se uno scade entro agosto dobbiamo sistemare tutte, quindi non ci sono problemi. C'è tempo, i tempi sono utili per sistemare, insomma, questa questione delle carte di identità elettroniche. Sindaco, dobbiamo chiudere perché sennò è troppo lunga l'intervista. Da una chicca o qualcosa appunto sul futuro di Portoviro, poi facciamo vedere Toro anche visto che ce l'hai con te. Una chicca, tu dici? Sì. Io, se tu vieni nel mio ufficio, tutti i miei obiettivi visti, sì. I miei esposti, perché me li voglio vedere. Vorrei fosse già il giorno quando taglierò
questo ho raggiunto, per adesso ne ho raggiunto uno solo, quindi ce li ho davanti e spero che entro la fine legislatura di poterli cancellare tutto. Questo, la chicca, posso dire che a livello scherzoso per adesso, ho parlato con il sindaco di Rosolina e il sindaco di Porto Tolle e scherzando hanno detto: perché no? Faremo la città del Delta. È un progetto a lungo termine, per carità, ma ne parleremo. Bisogna iniziare per parlare. Daremo a una ditta di fare un studio di fattibilità e il nome è Delta. Quindi la fusione di 3 comuni? Fusione di 3 comuni. Io, guarda, siccome non sono attaccato... Portoviro, Porto Tolle e Rosolina. Non sono attaccato alla sedia, quindi ho detto già, io non farò il sindaco. Tutti quanti dicevano, faccio... No, ma abbiamo scherzato, però mi sembravano convinti, comunque è un progetto a lungo termine, quindi vedremo, insomma. Penso che noi portoviresi saremo sicuramente favorevoli tutti quanti, per Rosolina anche, perché sono abbastanza, la vedo un po' più dura con Porto Tolle, però ormai abbiamo capito che se sei grande conti, se sei piccolo... Negli uffici preposti, se non hai il numero dietro le spalle, esatto, fai fatica a tanto il comune, il 95% delle persone che vanno in comune vanno solo all'anagrafe, per quello che si fanno a casa, che ormai una volta si faceva a casa, adesso difficilmente, sì, infatti. Però manda il suo geometra, per pagare una multa la paghi online, altre esigenze per il comune, se hai bisogno di servizi sociali vai al comune, anche se è distante, ma vai. Quindi io penso che potrebbe essere un'idea. Dopo l'abbiamo buttata lì il mese scorso, quindi ce n'è tempo, per carità. Comunque il nome è bello, Delta, o città del Delta. Ci sta tutto come nome, ci sta tutto. Non è mia l'idea, di tutti e 3, non voglio essere... Sì, d'accordo. E questa è la novità dell'intervista di oggi, la città del Delta è il futuro nel Delta. Esatto. Perché stiamo parlando del Delta del Po e Portoviro, Porto Tolle e Rosolina, chiaramente insieme ad altri comuni. Perché abbiamo più o meno, non dico gli stessi, perché noi abbiamo la spiaggia più piccola, però Porto Tolle ha la sua spiaggia, Rosolina. Adesso poi abbiamo partecipato a un bando a Capitale del Mare come Rosolina, tutti e 3 abbiamo firmato ieri, se arrivano i soldi è una bella cosa. Poi abbiamo tutti e 3 i problemi della pesca, abbiamo tutti e 3... dei problemi in comune, criticità in comune, ma anche delle risorse in comune. Esatto, no? Bravissima. E quindi siamo tutti attigui, sarebbe secondo me una bellissima cosa, dopo il futuro ci dirà se facciamo bene. Benissimo, e faremo il punto tra un po' di tempo, quindi, sì, perché c'è bisogno anche un po' di abituare i cittadini all'idea di questo nuovo... Importante parlarne adesso. Certo. Dopo, sicuramente ci sarà sempre qualcuno che dirà di no, però... E di tutti i vantaggi che porterà, visto l'esperienza felice dopo il referendum del 1995 che ha unito Donada con Contarina. Io sono sicuro che i portoviresi voteranno all'80% sì, perché sono sicuro che i portoviresi, dopo l'esperienza di Portoviro, che è veramente cambiato il volto di Donada e Contarina, quindi sicuramente voteranno sì. Dopo vedremo gli altri, insomma. Certo, facciamo vedere Thor ai nostri radioascoltatori, così non lo vedono solo su Facebook, ma anche... il problema è che quando è stato dalla Falchi non saluta più nessuno. Ma come non è stato dalla Falchi? Si è montato la testa, si è montato la testa e non saluta più nessuno. Era molto più socievole prima, adesso... Eccolo, Thor. E con questa immagine del sindaco di Portoviro, Mario Vigile, insieme al suo fedele Thor, vi salutiamo. Anche lui è stato oggetto di contenzioso. E auguriamo una buona serata a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Ciao Mario. Grazie, è stato un piacere. Notte a tutti.